Studenti musulmani di una scuola media di Treviso esonerati su richiesta delle famiglie dalle lezioni sulla Divina Commedia, il ministro Valditara fa scattare un'ispezione nell'istituto scolastico. E l'episodio diventa un caso nazionale, da destra a sinistra pioggia di reazioni di leader politici e sindacalisti. Per il sindaco di Treviso Conte è meglio togliere ai ragazzi TikTok che la Divina Commedia. Spaccata in un distributore di Castelfranco dove i malviventi hanno divelto una porta, sfondato un muro e scassinato la cassaforte, altri 2 colpi a Vedelago. Incidente lungo il Put all'altezza di Porta Fragiocondo, un'auto tamponata da un'altra vettura schizza contro il semaforo e finisce su pedoni e ciclisti in attesa, un ferito. Prima perforazione questa mattina della talpa meccanica che scaverà un tunnel sotto il Sile e la ferrovia per collegare alla rete fognaria il centro di Treviso. Per Casugana un'opera storica. A Conegliano l'assemblea dei soci del consorzio Prosecco DOC, il principale produttore al mondo, scontro tra Coldiretti e Confagricoltura sul nome del successore del presidente Zanette. Giro d'Italia, domani la Carovana Rosa torna in Veneto, penultima tappa dall'Alpago a Bassano, passando per la pedemontana trevigiana a Sappada, il trionfo del coneglianese Vendrame. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e non potrebbe essere altrimenti, la vicenda dei 2 studenti musulmani di una scuola media di Treviso che sono stati esonerati dallo studio, dalla lettura della Divina Commedia. Interviene, pensate, anche il ministro Valditara in giornata, ha annunciato un'ispezione, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Buongiorno, posso chiedere un commento? No, non posso commentare nulla, mi spiace. Buche cucite nella scuola media di Treviso, finita nell'occhio del ciclone dopo che 2 famiglie musulmane hanno espresso la volontà di non far studiare la Divina Commedia ai loro figli. Una richiesta arrivata dopo che l'insegnante aveva invitato gli studenti che non frequentano le lezioni di religione a chiedere ai propri genitori se fossero d'accordo o meno sulla possibilità che seguissero le lezioni sul poema dantesco e in generale sulle opere che hanno riferimenti religiosi. I 2 ragazzi hanno così iniziato lo studio di Boccaccio parallelamente al resto della classe. La decisione dell'insegnante sarebbe nata per evitare, come già le sarebbe accaduto in passato, problemi con le famiglie di religione diversa da quella cristiana. Di quanto accaduto nell'istituto trevigiano se ne sta occupando anche il ministro dell'istruzione Valditara, che durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri ha annunciato un'ispezione nella scuola. Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti, perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico del pilastro di uno dei pilastri della nostra letteratura, della nostra storia della letteratura, per motivi che non si sa bene, religiosi, culturali o doglianze di qualche genitore, francamente non abbiamo ancora ben capito, è del tutto inammissibile. L'ufficio scolastico regionale, dopo aver inizialmente annunciato l'invio di una nota, ha fatto sapere che interverrà solo una volta conclusa l'ispezione ministeriale, che è già stata avviata, una vicenda destinata a far discutere e che divide gli stessi genitori. No, non esiste, perché siamo in Italia, quindi chi viene qua si adegua ai nostri usi e costumi. È giusta l'ispezione e che gli ispettori poi decidano il resto. L'ho fatto bene, però A esentare che non conoscano Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma perché? Perché mette Maometto all'inferno? ma può essere. E comunque secondo lei insomma, è offensivo per l'Islam? Sì. E a 2 settimane dal voto si è innescata quella che può essere definita una tempesta politica perfetta. Ci sono diverse reazioni sia a livello locale che nazionale. In giornata sono intervenuti Salvini, Vannacci, la ministra Santanchè, ma partiamo dalle parole del sindaco Mario Conte. Togliere dal percorso didattico Dante Alighieri, francamente non lo vedo un passo verso l'integrazione, ma lo vedo verso un passo verso l'esclusione della nostra storia, della nostra cultura, cosa che secondo me è sbagliatissima. Preferisco che tolgano TikTok, i social network, piuttosto che Dante Alighieri, quindi che studino un po' di più Dante Alighieri e che spengano un po' di più il cellulare.
Mario Conte è il primo a commentare la notizia che da Treviso ha raggiunto i palazzi romani, eppure la politica europea, a poco meno di 2 settimane dal voto, il fuoco di fila leghista è totale. Mi sembra demenziale. Adesso che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante, poi può piacere, io mi ricordo a memoria alcuni, perché è offensivo, ecco, io penso che siamo o sull'orlo del baratro o ai limiti del ridicolo. Inaccettabile che la scuola diventi ostaggio, dice il presidente Luca Zaia. Il problema non è Dante ma l'integralismo. Sui social interviene anche Vannacci. Eccoli quelli che vogliono distruggere la nostra Italia e la nostra identità, scrive il generale. Non da meno, Fratelli d'Italia, continuiamo a sottometterci ai musulmani, tuona la ministra Daniela Santanchè. Richiesta folle, li fa eco il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La cultura non si cancella, ribadisce Raffaella Paita di Italia Viva. Dante è di tutti, dice in Commissione Cultura Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle, che definisce però ridicola la strumentalizzazione politica del caso per costruirci una narrazione a proprio uso e consumo, afferma un concetto di fondo il PD trevigiano. La scuola deve essere laica e la nostra letteratura, dove ovviamente la Divina Commedia è un punto fondamentale della nostra letteratura, va studiata da tutti gli studenti, e la letteratura non può essere religiosa, cioè è letteratura, e noi siamo in un stato laico, la nostra Costituzione è laica, la scuola è laica. Fermiamo questa follia, scrive sui social il consigliere comunale quotazione Nicolò Rocco, che aggiunge: la vera integrazione è far arrivare a tutti gli studenti l'emozione universale dell'amore tra Paolo e Francesca. Interviene persino la UIL con il segretario Toigo. Questa sarebbe inclusione, si chiede il sindacalista. Chi lavora e studia qui da noi è giusto che apprenda la nostra storia e la nostra cultura. Tra Feltro e Montefeltro, parafrasando il sommo poeta, la polemica è quindi servita. E interviene anche la comunità islamica trevigiana, sentite. E queste cose per noi non ci rappresentano, perciò sono casi molto isolati. Da storico rappresentante della comunità musulmana e marocchina, il trevigiano d'adozione Abdallah Kesraji esprime un giudizio netto sul caso dell'insegnante che ha esentato dallo studio della Divina Commedia 2 alunni di fede islamica perché il testo per le loro famiglie avrebbe contenuti sacrileghi. In Marocco ci sono addirittura 2 istituti di Dante Alighieri, uno a Tangere e uno a Casablanca. Siamo aperti a tutte le ironie, e per noi la cultura è l'unico modo per essere in viaggio con il cervello, e anche una nutrizione anche per il corpo. Eppure si arriva a oltrepassare limiti che fino a poco tempo fa erano ritenuti invalicabili. Viviamo in tempi di politicamente corretto, e il politicamente corretto induce anche all'autocensura, e qua dobbiamo stare molto attenti. Sbarra conclude con una riflessione sull'insegnante che si è presa la briga di far scegliere agli allievi e ai loro genitori se studiare la Divina Commedia oppure no. Io spero che ci sia una riflessione da parte sua, perché credo che la riflessione complessiva sia molto chiara. Dante non si tocca. Insomma, lo avete capito, di questo caso continueremo a sentir parlare, ma adesso c'è la cronaca che ci riporta al tema dei furti, spaccate continue, così in un distributore di Castelfranco. È di Caliman con le immagini di Nicoletta Rizzetto. Rivelto la griglia esterna alla porta d'ingresso nei bagni di servizio. All'interno dei bagni di servizio hanno buttato giù una parete divisoria, da lì hanno segato una cassaforte inutilizzata praticamente. La porta sul retro che dà accesso ai servizi forzata al muro divelto a colpi di piccone, lo stesso usato per mettere fuori uso il quadro elettrico nel timore scattasse qualche allarme. Il colpo finale con il flessibile usato per scassinare la cassaforte trovata vuota dai ladri. La dinamica dell'ennesima spaccata nella Marca, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Ancora da stimare l'entità dei danni. Hanno fatto danni, 2 o 3 persone sicuramente, uno solo non può fare questo lavoro qua. La chiusura la sera delle ragazze del bar è alle 9 e penso dalle
dalle 10:30, 11 in poi. Malviventi che sono andati a colpo sicuro nonostante le telecamere di sicurezza che al momento della spaccata non erano in funzione. Lasciati all'interno dell'ufficio piccone, cacciaviti e scalpello utilizzati per mettere a segno lo scasso. Non sa come commentare la vicenda il titolare dell'esercizio dopo che circa un mese fa, sempre nel bar del distributore, si erano introdotti all'interno dei locali sfondando una vetrata. Non hanno forzato la cassa del bar questa volta, perché la seconda volta in 15 giorni. Sì, l'altra volta sono entrati dall'altra parte. Hanno portato via il gratta e vinci, i liquori. Poco o nulla al bottino anche in questo caso, la cassa forzata dalla quale però non è stato rubato nulla. Ingenti i danni per gli esercizi dovuti al tentativo di furto. Sul fatto indagano i carabinieri di Castelfranco. Questo fatto ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Ci sono altri furti, ci sono stati altri furti ai danni di distributori nella zona di Vedelago e c'è la testimonianza particolare di un esercente. Avevo preso paura dal primo furto e così per stare attento ho dormito qua dentro. Ne ho sventati 3 intanto che ero qua dentro. Adesso che non dormo più qua dentro, purtroppo sono entrati. Sono le immagini delle telecamere di sicurezza che riprendono 2 persone arrivare sotto la pioggia in bicicletta, vestiti con una giacca dalle fasce catari frangenti e grembiuli da lavoro. Dopo il tentativo fallito di entrare dalla finestra del retro del distributore sulla Postioma a Vedelago, rompono una vetrata per fare irruzione all'interno del locale. Nessuna ha paura delle telecamere, volti coperti, pile alla mano indisturbati dopo aver messo fuori uso il sistema d'allarme, cominciano a rubare le poche monete del fondo cassa, alcolici e bibite. Danni per 5.000 euro. Il colpo messo a segno circa un mese fa, la stanchezza e la rassegnazione del titolare che in 15 anni di attività per 12 ha dormito all'interno dell'esercizio per paura dei furti. Ho subito anche 3 furti all'automatico, self-service notturno che adottano un sistema che buttano giù il lettore banconote e poi con un aspiratore automatico tirano sui soldi. Tanti anni di questo lavoro, purtroppo sono stanco di vedere la mia stazione di servizio in queste condizioni e poi tutti i problemi che ci sono ti fanno passare la voglia anche di lavorare. Non il solo colpo a Vedelago, nella stessa notte è stato colpito un altro distributore in via Nazionale. Sono entrati dalla porta dal lato dell'ufficio e hanno rotto la porta, sono entrati dentro e hanno fatto tutto il disastro hanno preso i soldi che c'erano in cassa della cassa, hanno preso quello, hanno ribaltato tutti i documenti, tutto quanto di qua e poi hanno provato di aprire le porte di lavaggio da dietro e hanno rotto il service del lavaggio. Sventrata anche la rete che delimita l'accesso alla zona dove è situata la centralina del metano per rubare un tagliaerba, oltre 15.000 euro l'ammontare complessivo del furto. Insomma, una vera e propria raffica di furti. Adesso la cronaca giudiziaria con Francesca Bozza. Occupiamoci del rogo di Castagnole. È stata rinviata il prossimo 4 giugno la sentenza nei confronti di Sergio Miglioranza, accusato di aver incendiato la sua casa dove persero la vita, lo ricorderete, la moglie e un'amica. Era attesa per oggi la sentenza in Corte d'Assise a Treviso del processo nei confronti di Sergio Miglioranza, il 74enne accusato di aver dato fuoco all'abitazione di Castagnole dove persero la vita la moglie Franca Fava di 68 anni e Fiorella Sandre, un'amica di 72 che si trovava in casa. Nell'udienza di questa mattina sono stati riascoltati un ispettore dei Vigili del Fuoco e 2 pompieri. Quest'ultimi quella notte lavorarono sul luogo dell'incendio, in particolare entrarono in azione per spegnere le fiamme sul retro della casa. Tutti e 3 erano già stati ascoltati in una precedente udienza, richiamati per ulteriori chiarimenti sugli oggetti che sarebbero stati presenti all'esterno della lavanderia dove le 2 donne sarebbero state solite dormire. I Vigili del Fuoco hanno spiegato di aver trovato durante il loro intervento diverso materiale davanti alla porta, tra cui tavole e assi di legno che però non è possibile dire da quanto fossero là. Nella precedente udienza il pubblico ministero Anna Andreatta aveva chiesto l'ergastolo per Miglioranza e l'applicazione dell'isolamento diurno per 3 anni. La sentenza è attesa il prossimo 4 giugno.
Paura nel pomeriggio lungo il PUT all'altezza di Porta Fragiocondo per un incidente che sarebbe iniziato con un tamponamento fra 3 mezzi. Uno di questi avrebbe perso il controllo finendo contro le persone che stavano aspettando ferme al semaforo. Travolto un ciclista rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato trasportato dal SUEM al Cafoncello. Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha creato inevitabili rallentamenti lungo tutto il PUT. E dopo le alluvioni e la grandine tantissima dei giorni scorsi c'è massima attenzione da parte di tutti sulle previsioni meteo che danno un fine settimana con il sole ma anche il ritorno del maltempo da martedì. Generale, quindi stato di attenzione martedì prossimo? Guardi, con i cambiamenti climatici lo stato d'attenzione sarà permanente, perché avete visto con che furia il tempo si esprime velocemente, molte volte sempre senza preavviso. Le previsioni parlano chiaro, non illudiamoci del sole di sabato e domenica perché da martedì tornerà il maltempo. Quindi sì, martedì è un peggioramento, passa un sistema perturbato, le temperature crescono notevolmente, cresceranno nei prossimi giorni, quindi ci potranno essere le situazioni e le condizioni per qualche fenomeno di stabilità anche localmente intenso, qualche temporale, qualche rovescio, e quindi all'interno di questo fenomeno ci potrebbe essere anche qualche grandinata. Sarà di fatto una replica della settimana appena trascorsa perché le nubi in circolazione si ripresenteranno cariche di umidità. Una perturbazione che è segnalata ancora sull'Atlantico, ben organizzata, scorrendo verso est ci dovrebbe interessare. La pressione non è alta, quindi non opporrà resistenza e avremo ancora fenomeni di instabilità. Sono previsti diversi millimetri di pioggia. Questo perché non c'è più il famoso anticiclone delle Azzorre che per decenni ci ha garantito tempo stabile. È un anticiclone che negli ultimi anni si è lasciato sopraffare, ma in modo intenso, dall'anticiclone africano, che ha tutt'altre caratteristiche. Sì, è alta pressione, impedisce il passaggio dei sistemi perturbati, però favorisce pure temperature molto alte, aria umida e quindi è un bel tempo, sì, ma molto più fastidioso. Intanto comunque godiamoci questo fine settimana davvero da spiaggia. Questa notte ancora qualche fenomeno di stabilità e domani mattina, ma ancora al buio, ecco. Poi con il giorno dovrebbe avere un miglioramento sensibile, quindi il sole avrà la meglio. E domenica finalmente una bella giornata all'insegna del cielo sereno. Da domenica la temperatura subirà un forte aumento, quindi le massime da 21-22 gradi arriveranno a 26-27 gradi all'ombra. Ormai questa primavera ha preso queste caratteristiche e continuano, ripeto, soprattutto poi se pensiamo che fra qualche giorno veramente, con il 1° giugno, ha inizio meteorologicamente l'estate. Torniamo nuovamente a Treviso per l'apertura straordinaria questa mattina del cantiere lungo le mura di Via Tasso, dove sono iniziati i lavori della tratta principale della fognatura. Ecco il primo pozzo perforato dalla talpa, lo straordinario macchinario che permetterà di collegare il centro storico di Treviso con il depuratore cittadino passando sotto al Sile. Oggi straordinaria apertura per la stampa del cantiere lungo Via Tasso, ma anche della plancia comandi di questo enorme trapano con annesso aspiratore. È una cabina di comando, effettivamente è come pilotare un aereo. La talpa ha lo stesso comportamento perché si parla di portanza della talpa rispetto al terreno. Qui c'è il driver, o il cosiddetto guidatore, che è un pilota e comanda la talpa, ha i parametri necessari a capire come si comporta la talpa e a guidare. Quello che potete vedere lì sugli schermi blu sono i puntatori laser che ci permettono di avere una precisione dell'ordine del centimetro su spinte lunghe anche centinaia di metri. Perché mentre scava ed aspira il materiale, la talpa spinge anche questi condotti al momento verso l'angolo della dogana e Riviera Ponte Dante e successivamente verso la centrale di Ponte della Gobba e l'area ex Mom di Via della Polveriera. Alla condotta principale saranno successivamente collegate quelle secondarie che arriveranno nelle diverse aree del centro storico partendo da Città Giardino. Un passo avanti ulteriore per collegare tutti gli edifici al depuratore comunale. Ad oggi il Comune di Treviso siamo sopra il 50% di allacciati, un altro 10% sarà allacciabile nei prossimi mesi con le reti in fase di realizzazione di ultimazione. L'obiettivo, voluto dal Consiglio di amministrazione, condiviso con l'amministrazione comunale, è di arrivare al 75-80% all'arco dei prossimi 2 anni. Il 2030 potrebbe certamente essere una data plausibile per vedere collegato il centro storico
portando dei benefici enormi da un punto di vista della qualità della vita, togliendo i cattivi odori che in alcuni periodi dell'anno caratterizzano purtroppo la vita, soprattutto a ridosso dei nostri canali, perché ricordo che oggi le vasche IMOF scaricano nei nostri canali. Accanto a questo c'è un altro impegno per ATS. Ci sono più problemi per lo scarico delle fognature o per la gestione delle acque potabili? Beh, la rete acquedottistica ovviamente ha qualche problema, lo sappiamo tutti, le perdite, il famoso 50% di perdite della rete acquedottistica. In percentuale noi riteniamo che nel giro di parliamo di molti anni, di 15-20 anni, dovremmo riuscire a ridurre le perdite dal 50% intorno a un 30%. Dalle opere pubbliche ai servizi, in vista c'è una nuova cucina centralizzata per le residenze per anziani dell'ISRA. I lavori sono stati presentati alla residenza Città di Treviso a Santabona alla presenza del presidente ISRA Mauro Michelone e del sindaco Mario Conte. Ad aggiudicarsi l'intervento da 3.800.000 euro, di cui 420.000 finanziati tramite il PNRR, un'impresa di Trieste. È prevista tra l'altro la realizzazione di una sala mensa dove gli anziani del quartiere che lo desiderano potranno andare a consumare i pasti in compagnia di altre persone. La nuova cucina centralizzata andrà a rispondere alla richiesta in aumento di pasti annui sia in residenza, circa 800.000, che a domicilio, circa 60.000 l'anno, di cui oltre 22.000 per il solo comune di Treviso. Andiamo adesso nel quartiere del Piave a Farra di Soligo, uno dei comuni della Marca trevigiana che va verso il voto di giugno. Mattia Perencin punta alla riconferma con una squadra fatta di volti noti e new entry. Vogliamo portare a termine il lavoro iniziato in questi 5 anni a favore della comunità. Queste le parole di Perencin. Mattia Perencin ci riprova e si ricandida alla guida del comune di Farra di Soligo con la lista Farra Viva Mattia Perencin sindaco. L'obiettivo è quello di poter portare avanti i progetti e cantieri avviati in questi 5 anni a partire dall'edilizia scolastica. Siamo in fase di realizzazione della nuova scuola primaria di Col San Martino, per la quale siamo beneficiari di un contributo di 3.100.000 del PNRR che sarà pronta nel 2025. Continueremo e continuiamo anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico della scuola primaria di Soligo e con i lavori di antisismica della scuola primaria di Farra di Soligo. Andremo avanti anche con l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune. Abbiamo poi iniziato i lavori che concluderemo il prossimo anno in accordo appunto con l'ULSS della casa di comunità a Soligo, quindi un nuovo centro legato soprattutto ai servizi sociosanitari molto importanti non solo per Farra di Soligo ma per l'intero territorio del quartiere del Piave, e poi tutte le attività legate anche all'impiantistica sportiva. Un'attenzione particolare sarà legata anche alle ciclabili e quindi con il collegamento che ci manca proprio per collegare Col San Martino con Soligo e quindi tutto il territorio comunale con il marciapiede e la messa in sicurezza del marciapiede con il nuovo marciapiede di via Caudevilla. Per il bis Perencin punta anche sulla squadra della lista che lo sostiene, fatta di volti noti e new entry. Persone che sono motivate, che vivono costantemente il paese, lo conoscono, lo amano e quindi sanno anche quelle che sono le reali esigenze per la quale insomma Farra di Soligo ha bisogno. Momento importante, quello avviato oggi pomeriggio al Cerletti di Conegliano. Si è riunita infatti l'assemblea dei soci del consorzio Prosecco DOC che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione per i prossimi 3 anni, ma ci racconta tutto sempre Lucio Zanato. Un saluto e un ringraziamento a tutti noi per il lavoro che stiamo facendo, dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste, Francesco Lorenzia. È iniziata così l'assemblea del consorzio che produce e commercializza la maggior parte delle bottiglie di Prosecco vendute al mondo. È il potente consorzio della DOC che si è riunito al Cerletti di Conegliano per rinnovare il proprio consiglio di amministrazione. È il terzo rinnovo dopo il Superiore di Soleghetto e l'Asolo alla Fornace dell'Innovazione per un distretto, quello del vino più venduto ed apprezzato al mondo, che fa gola a tanti. Non a caso tanti marchi ora sono proprietà di fondi internazionali, mentre si fa sempre più forte tra i produttori la richiesta di maggiore concordia tra le 3
3 denominazioni. Così, dopo presidenze che hanno rafforzato il prodotto, ora sembra proprio che tocchi a presidenti con grande capacità di mediazione. E il primo segnale in tal senso arriverà mercoledì prossimo, quando dal Consiglio di Asolo di OCG uscirà il nome di Michele Noal come successore a Ugo Zamperoni e con grande probabilità nelle stesse ore a Solighetto dovrebbe proclamare Franco Adami al comando del superiore conegliano Valdobbiadene. E il consorzio Prosecco Doc? Nelle prossime ore verranno scelti i nuovi consiglieri e tra loro i papabili del dopo Zanette. Qui il confronto, indicano i ben informati, è tra Coldiretti e Confagricoltura su Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi della cantina Abbazia di Busco, contrapposto a Giancarlo Guidolin della cantina di Ponte di Piave. Ma anche qui la mediazione porterebbe ad un terzo nome, quello di Franco Passador, direttore delle cantine Vivo, terzo produttore di vino in Italia. Intanto però da domani ci saranno nomi nuovi del consorzio economicamente più consistente e più forte del Prosecco, capace di contrastare falsi e plagi in tutto il mondo. Una battaglia portata avanti dal presidente Zanette e dal direttore Luca Giavi, ma questo è oramai già il passato. Per un futuro delle 3 denominazioni ancora tutto da scrivere. Parliamo adesso di Giro d'Italia. La vittoria della tappa di giornata è andata al coneglianese Andrea Vendrame, 29 anni, detto il Joker, con una fuga di quasi 100 km, dei quali gli ultimi 28 da solo. Vendrame ha conquistato con grande merito la 19ª tappa del Giro Mortegliano-Sappada, 157 km, 2850 metri di dislivello, tutta in Friuli. E la corsa tornerà domani in Veneto nella penultima giornata della manifestazione dall'Alpago a Bassano del Grappa, per un totale di 184 km, percorrendo tutta la pedemontana trevigiana da Vittorio Veneto al muro di Cadelpoggio, quindi Possagno e il Monte Grappa. Attenzione quindi a limitazioni stradali e divieti nella fascia di territorio interessata. Partenza dall'Alpago verso le 11.30, arrivo a Cadelpoggio circa un'ora dopo, traguardo a Bassano del Grappa alle 17. Intanto ieri numeri da record, oltre 80.000 persone hanno seguito la tappa nell'ultimo tratto padovano da Legnaro a Padova fino al culmine in Prato della Valle. Quindi una giornata di grandi emozioni, quella di domani. Ritorniamo a parlare di sport, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare di sport come veicolo di integrazione e di reale inclusione. È tema che è stato oggetto di un confronto di altissimo livello, si è tenuto all'ippodromo di Treviso, organizzato dalla nostra Mirella Tuzzato. Non solo disabilità, in primo piano anche il reinserimento dei soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia. Il reato è una questione di relazione, non soltanto con un'altra persona o con più persone, ma riguarda tutti noi, perché comunque avvengono nelle comunità in cui poi tutti noi viviamo quotidianamente. Quello che ci viene richiesto, quello che proponiamo è quello di fare delle attività gratuite a favore della collettività in diversi ambiti, tra cui anche possono essere le attività sportive. Uno sport che abbatte i muri per tutti e alla portata di tutti, anche di chi deve reinserirsi nella società dopo aver avuto problemi con la giustizia. E questo uno dei tanti spunti emersi nel convegno Sport e Benessere voluto dalla nostra Mirella Tuzzato all'ippodromo del Sant'Artemio, dove si sono ritrovati atleti appassionati, esperti di medicina, già perché lo sport ormai è parte integrante di ogni percorso medico-riabilitativo. I nostri pazienti si inseriscono in un ambito organizzato in cui c'è già la predisposizione per il recupero funzionale e il reinserimento sociale, di cui lo sport fa parte. L'Oras di Motta di Livenza ha avviato un progetto con i soggetti tetraplegici, uno tra i pochi a livello mondiale. C'è poi la storia di Marco Mestriner, trevigiano, campione del mondo nel volley con la nazionale trapiantati. Purtroppo avevo la malattia che non permetteva, di svolgere quell'attività, però io sono un po' testa dura, come probabilmente qualcuno che deve affrontare qualche tipo di problema, invece di smettere di fare sport ho cominciato a farne il doppio. L'altra testimonianza è quella di Fulvio Marotto, ex meccanico rimasto senza arti a seguito di una malattia. Oggi brevetta soluzioni innovative per sé e per gli altri. Ho voluto tornare a fare quello che facevo prima, cioè ho fatto degli strumenti per rifare quello che facevo prima. E questo che soddisfazione ti ha dato?
Vedi che migliori sempre ogni volta, quindi ti dà lo stimolo. Marco, Fulvio e tanti altri sono loro i veri eroi, dicono i grandi campioni dello sport. Sono lezioni di vita che non mi aspettavo di prendere stasera, non sapevo che convegno fosse, lo ammetto, e vado a casa molto più ricco. Ognuno di noi vive delle sfide, lo sport ritengo sia il miglior strumento educativo per affrontare le sfide e per superarle. Così dunque con la nostra Mirella Tuzzato. Ieri vi avevamo raccontato del disagio dei Malgari per la chiusura da 4 anni della strada delle Gallerie del Grappa che collega il versante di Pederobba con la cima e il Sacrario. Chiusura che oltre a rendere difficoltoso l'arrivo delle mandrie per l'alpeggio di fatto ha ridotto notevolmente l'economia turistica della zona al punto che molti allevatori sono nell'incertezza se tornare o meno in Malga. Dopo il servizio oggi registriamo la risposta della provincia responsabile del tratto di strada e del cantiere costato oltre €1 milione che ha confermato come già da domani la strada sarà utilizzata come via di fuga per la tappa del Giro d'Italia, mentre è già stato fissato per i primi di giugno, meteo permettendo, la cerimonia di apertura ufficiale della strada. Quindi ci sono novità importanti e positive, soprattutto positive in vista. Domenica torna a Treviso la camminata di solidarietà organizzata dall'associazione Botteniga per raccogliere fondi per le cure di papà Roberto. Ci racconta tutto Francesca Bozza. Abbiamo pensato di farlo un'altra volta perché papà Roberto, sia la moglie Nicoletta, sono in una situazione abbastanza critica e hanno veramente bisogno di aiuto di tutti. Dopo il successo dello scorso anno torna la camminata di solidarietà organizzata dall'associazione Botteniga San Pelaio per aiutare Roberto Mistrazzoso, vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Bruniera ha conosciuto la storia di questa famiglia dopo l'appello lanciato dai microfoni di Antenna 3 dalla moglie di Roberto, Nicoletta, che coraggiosamente aveva aperto una raccolta fondi per sostenere la riabilitazione e le cure del marito. A quell'appello tra gli altri aveva risposto proprio l'associazione Botteniga San Pelaio, che dopo l'esperienza di un anno fa ha voluto replicare la passeggiata domenica 26 maggio. Rispetto all'appuntamento dello scorso settembre, questa volta si partirà da Villa Manfrin per un percorso di 5 chilometri che toccherà alcuni punti caratteristici come la chiesetta di Via la Madonnetta, che sarà aperta proprio in occasione della camminata. I partecipanti si sposteranno poi nel parco dello Storga fino a quello degli alberi parlanti. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto alla famiglia di Roberto per le sue cure. Ci sentiamo una volta a settimana come va, insomma, e tutta l'associazione, i componenti dell'associazione sono molto entusiasti anche loro, insomma, e quindi vogliono ancora una volta a portare avanti questa iniziativa. E c'è una curiosa iniziativa all'Istituto per Anziani Bombozzolla di Farra di Soligo, una sfilata di moda che ha visto come modelli in passerella nonne e nonni del centro di servizi trasformati nei personaggi dei più celebri film di Hollywood, li vedete. A prepararli e truccarli gli studenti dell'ENAIP di Conegliano. Ciascun ospite ha sfilato accompagnato dallo studente che lo ha preparato nel trucco, nella conciatura e anche nella scelta dell'abito più adatto, con la musica di sottofondo dei film di Hollywood. Gli anziani hanno sfilato davanti ai familiari, ad amici e genitori degli studenti. Il pomeriggio si è poi concluso con un rinfresco. E noi adesso andiamo a Belluno. I temi dell'economia in primo piano, transizione 5.0, Made in Italy, imprese, territorio, tour in Agordino, nel glorioso distretto dell'Occhiale per il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci, che annuncia prossimo il decreto di attuazione del piano transizione con le misure di agevolazione per le imprese. Lo ha intervistato per noi Tiziana Bolognani. Tra circa 15 giorni verrà pubblicato il decreto attuativo di transizione 5.0, sono 6,3 miliardi, infatti sto girando molto l'Italia per spiegare anche agli imprenditori che è un'occasione irripetibile. 6,3 miliardi per accompagnare le imprese nella transizione ecologica e digitale, un'industria 4.0 evoluta, modello green. Con il via libera della Commissione europea alla modifica del PNRR presentata dall'Italia, lo scorso gennaio è stato ufficializzato il piano di transizione 5.0, le cui misure agevolate
agevolative troveranno spazio nel decreto legge PNRR che sarà emanato tra 15 giorni. Acquisto di macchinari, digitalizzazione, software, pannelli fotovoltaici europei. Abbiamo messo proprio un'indicazione di pannelli ad alta efficienza che vengono prodotti in Europa, batterie, formazione, quindi torna anche la formazione, 10% fino a 300.000 euro per ogni investimento. Crediti di imposta che vanno dal 35 al 45% per un piano di assoluta importanza. Lo sportello per le imprese sarà aperto in concomitanza con il varo del decreto e sarà disponibile fino al 2025. Noi siamo a disposizione per spiegare, per mandarvi tutte quante anche copia anche del decreto attuativo per fare poi le domande, perché ci vuole una certificazione ex ante e una certificazione ex post. Abbiamo cercato di semplificare le procedure, è importante comunque fare la prenotazione e preparare il progetto di investimento. Stamattina il sottosegretario Bitonci ha visitato una fra le imprese leader nel distretto dell'Occhiale a Gordino. Le nostre aziende sono aziende che non puntano su una produzione di quantità ma assolutamente della qualità, e sono anche una ricchezza non solo del territorio ma una ricchezza nazionale da salvaguardare. Tanto più in un territorio difficile quale quello bellunese, che fa i conti con lo spopolamento della montagna e la carenza di manodopera. Per attrarre nuove leve le aziende stanno investendo sul welfare. Quanto importante è il welfare aziendale e quanto è importante essere inseriti in un contesto come questo bellunese, dove sappiamo ci sono difficoltà di viabilità, problematiche di vario tipo, però quanto i dipendenti sono anche attaccati all'azienda perché vivono in un modello che è quasi una famiglia. E tiene banco non solo nel bellunese la questione della legacy olimpica legata ai costi di manutenzione della pista da bob. La provincia non ha votato nulla, prima vanno chiariti dubbi di natura giuridica, afferma il presidente Roberto Padrina, che afferma come la bozza di accordo allegata alla delibera della giunta regionale pubblicata il 21 maggio scorso sul BUR non specifica cifre e lascia in sospeso diverse questioni a partire dall'utilizzo dei fondi di confine dal 2027. Allo stato attuale, senza risposte precise, l'accordo non è neppure considerabile, dice Padrina, che trova inaccettabili i processi alle intenzioni arrivati in questi giorni da parte di qualcuno. Quel qualcuno, senza andare troppo distante, è il Partito Democratico di Belluno, che tira dritto per la sua strada e chiede chiarezza anche con il gruppo consigliare Futura Centrosinistra. A Cortina, frattanto, non si placano le polemiche sul progetto stazione. Il Comitato Civico ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere ai magistrati contabili di verificare se il progetto di sistemazione dell'area rispetta la corretta gestione delle risorse pubbliche. Le evidenze rappresentate nell'esposto non riguardano solo i valori di stima di appartamenti o negozi, spiega la portavoce del Comitato Marina Menardi, e l'auspicio è che l'amministrazione comunale ritorni sui propri passi, come richiesto a gran voce anche dai cittadini che hanno depositato oltre 1 migliaio di firme al Comune e sostenuto una raccolta fondi per finanziare i ricorsi al TAR. I temi della sanità alla vigilia della celebrazione della giornata nazionale del sollievo. All'Ulls 1 Dolomiti stamattina focus sulla rete delle cure palliative. Sempre Tiziana Bolognani. Rafforzare le cure palliative e intensificare la lotta al dolore significa garantire il diritto fondamentale alla salute. A questo lavorano le società scientifiche, le professioni mediche e sanitarie e il mondo del volontariato, impegnate nel favorire il miglioramento della qualità e della dignità della vita delle persone malate, prevalentemente ma non esclusivamente di tumore, e dei loro familiari. All'Ulls 1 Dolomiti, alla vigilia della 23esima giornata nazionale del sollievo, si è fatto il punto sulla rete delle cure palliative. La nostra rete segue parecchie persone sia in hospice che nel territorio. Nell'anno 2023 abbiamo seguito circa 300, un po' meno di 300 persone sia nell'hospice di Feltre che nell'hospice di Belluno. Più del doppio, 637 i pazienti seguiti a domicilio in tutta la provincia nel 2023, di cui il 27,5% non oncologici. Nel primo trimestre 2024 i pazienti seguiti a domicilio sono 260. L'età prevalente dei pazienti è per oltre il 44% superiore agli 80 anni, il 37% fra i 65 e gli 80 anni, con una quota che sfiora l'1% fra 0 e 20 anni. 33 nel 2023 i pazienti assistiti con malattie neurodegenerative. La cosa importante del vostro servizio è proprio il fare rete. Sì, il fare rete è un insieme di
di professionalità che ruotano attorno al paziente e che danno garanzia di personalizzazione e di cura. Un servizio che si caratterizza per l'attenzione alla persona nella fase più difficile del percorso di malattia e di cura. L'obiettivo della Giornata Nazionale del Sollievo è quello di sviluppare l'impegno verso l'implementazione della rete delle cure palliative. Ecco quindi la necessità di sviluppare il modello di cure palliative non solo all'interno della realtà ospedaliera, ma anche e soprattutto all'interno della realtà territoriale, sia per quanto riguarda l'adulto che per quanto riguarda purtroppo il pediatrico. Chiudiamo il telegiornale con il casus belli Dante Alighieri, quegli studenti di fede musulmana esonerati dallo studio della Divina Commedia in una scuola media del comune di Treviso. Scende in campo, parla addirittura un discendente del sommo poeta, il conte Pier Alvise Serego Alighieri, che commenta così la notizia partita da Treviso. Dice di fatto il discendente di Dante Alighieri che il suo antenato non ha mai attaccato l'Islam. Insomma, la polemica, come vi dicevamo, è servita e ne sentiremo sicuramente parlare. Da Belluno e Treviso è quindi tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata.